Fortunatamente in questo quinquennio la città, a mio avviso, è cresciuta. Era già bella prima, bella adesso e sarà bella anche nel futuro, ma non solo la città di Conegliano, ma tutta la Sinistra Piave. Ho visto una bella crescita esponenziale in questo lustro sotto il mio comando. Durante il periodo del Covid abbiamo fatto quello che la popolazione si aspetta da noi, ovvero essere vicini ai cittadini. Infatti, dicevo sempre ai miei carabinieri, ok, ci sono le normative da applicare, ma applichiamole sempre con il buon senso. E devo dire che purtroppo durante tutto il periodo del Covid, fortunatamente non c'è stato nessun tipo di problematica con i cittadini della Sinistra Piave. Sicuramente come caso particolare che mi ha segnato, mi ha colpito e rimarrà scolpito nella mia mente c'è l'omicidio della signora Ceschin, perché diciamo era il primo omicidio che mi capitava, obiettivamente, ma siamo stati bravi nello scoprire, pur essendo arrivati in ritardo di 24 ore rispetto all'evento, perché successe il venerdì, a noi ci avvisarono il sabato. Nonostante questo siamo stati bravi, competenti, celeri, ma anche fortunati e a individuare nell'immediatezza quello che era successo fondamentalmente. Allo scadere del mio quinquennio mi trasferirò nella città di Udine, dove andrò a ricoprire un incarico un po' più burocratico, ossia il capo ufficio comando del comando provinciale dei carabinieri di Udine. Beh, non posso dirvi che godetevi il vostro splendido territorio da Conegliano sino giù a Ponte di Piave e Cessalto perché è ricco, fecondo e pieno di opportunità per tutti quanti.